Allora, eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti, buon mercoledì pomeriggio a tutti i nostri follower, sia su YouTube che su TikTok, perché siamo in contemporanea live sia su TikTok che su YouTube. Quindi un abbraccio e un buon pomeriggio. Questa, come ben sapete ormai da un bel po' di tempo, è una live solo per persone che hanno dei seri problemi e vogliono capirci qualcosa di più. Non è una live per le ragazzine, voi ragazzine, lo dico sempre, andate a giocare con le babboline, ok? È una live per persone adulte, per persone che amano sapere la verità. Io non sono uno che mi metto qua a giocare con le carte per prendere follower. Io sono un nome, una garanzia, una qualità. Il Santoni di Avella, da 43 anni in attività di scienze esoteriche. Quando volete sapere io chi sono, andate su YouTube al mio canale Il Santone di Avella e ritrovate tutto il mio cammino da quando avevo 20 anni a oggi, ok? Perché io con la bocca vi potrei dire tante stronzate e voi ci credereste pure, perché vedo che voi seguite personaggi squallidi, fate donazioni, fate i regali, vi sta bene così, siete amanti di chi vi prende per il culo, quindi delle persone serie poco vi interessa quando vedo. Perciò prima di chiamare un personaggio, prima di dare la vostra data di nascita alla persona che vi deve fare le carte, vedete bene con chi avete a che fare, andate su YouTube, scrivete il nome della persona che voi dovete consultarvi. Se è una persona che alle spalle ha un cammino di anni di esperienza, allora vi potete fidare. Se quella persona non compare nemmeno su YouTube con un video fatto in casa, e allora vuol dire che state avendo a che fare con l'immondizia. Questo è il consiglio che posso darvi io. Poi fate come voi vi pare, fate come volete. L'importante è che chi vuole avere a che fare con me, io non accetto donazioni, non voglio niente. Voglio solo che mi telefonate e dite pronto e mi dite la vostra età, il segno zodiacale e il problema che volete capirci qualcosa in più. Effettuo anche consulti in privato per le persone che vogliono un consulto riservato dove volete raccontarmi qualcosa che magari non potete dire in questa live e volete parlare nel modo riservato, lì mi prendo pagato. Il mio consulto è di 30 euro, potete fare più domande in privato. In questa live non dovete pagare niente, non dovete fare le donazioni come fate con tanti imbecilli, no. Pronto? 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 Sì, prego. Buonasera. Volevo farle una domanda gentilmente. Prego, mi dica. Allora, io ho litigato di brutto con un uomo, non era una relazione, era un'amicizia. Sì. Volevo capire un attimo se vede se questa cosa è chiusa oppure se mi ricontatterà. Sicuramente. Mi deve dire, signora, quanti anni c'hai e che segno sei? Allora, io ho 50 anni, bilancia, Lui? e 51 toro. Perfetto. Allora, Grazie. in questo un attimo solo perché ho dimenticato di mettermi. Allora, da questo momento in poi mi fermi quando lo desidera e immagini la persona che dobbiamo controllare. Ok. Stop. Perfetto.
Allora, diciamo che allora, io devo leggere le carte e devo dirti le cose come stanno, Certo. se no non mi trovo, i conti non mi tornano. Allora, c'è un'amicizia di consapevolezze tra di voi e questo ci siamo, fin qua ci siamo. Questa persona, stavate bene, come amici consapevoli di quello che volevate sia uno che l'altro, diciamo così, però questa persona, il suo allontanamento è dovuto a un rifiuto di qualcosa che non voglio nemmeno sapere, e da questa situazione di rifiuto, diciamo così, si è allontanato come quasi per fare un dispetto. Però nel momento che lei gli assicura questo rifiuto, diciamo così, si può fare avanti, ma se no questa persona è uno che vive così, praticamente se uno gli fa un torto subito passa appresso. Ok, Sono quindi stato... anche questo faccio io il primo passo, lui non lo fa. Esatto, sono stato chiaro, dico, nel quadro della situazione? Sì, in pratica io l'ho come rifiutato, sì. Perfetto. Giustamente, è stato proprio così. No, ma io, ascolta, voglio chiarire, io leggo le carte, io non è che vi tiro le parole dalla bocca come fanno tanti. Da me si usa a leggere le carte, non tirare le parole dalla bocca. Giustamente. Ok? Io faccio i complimenti e grazie. Prego, Buona arrivederci. diretta, grazie, arrivederci. Arrivederci. Questo vuol dire essere professionali, attenzione, ma io penso che in tanti di voi questo non lo capite perché amate fare i commenti, scrivere nei commenti la data di nascita, sì o no. Da me questo non si usa, mi dispiace. Pronto, un attimo solo, andiamo a salutare Emma Scheri che ci scrive su YouTube, dice buongiorno Cleo, buongiorno Emma, buongiorno anche Francesco che dice buon pomeriggio, ho messo bella la maglietta con gli animali disegnati. Ciao Francesco, io amo gli animali, amo la natura, ormai lo sapete tutti. Pronto? Maestro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Avrei bisogno di un suo parere. Prego. Anche un consiglio se può. Sempre. Io praticamente l'8 e il 10 giugno devo sostenere degli esami molto importanti universitari. Sì. Volevo sapere se li supero. Sicuramente. Allora, io ho 41 anni, sono un leone. Perfetto, allora fermami quando vuoi pensando la domanda che mi hai fatto. Sì, stop. Ok. Allora. Allora, già il leone in sé per sé ama avere tutto ai suoi piedi. Quindi voi leonesse siete particolare, avete la testa dura perché volete avere tutto. E quindi io vedo che mi esce il carro della fortuna, mi esce la carta della volontà, nel senso della riuscita. Allora, devi pensare un po' più a positivo, perché il nostro corpo, vedete cosa vuol dire dare spiegazioni?
il nostro corpo è fatto di un composto che noi chiamiamo carne, vabbè? Questa carne ha dei pori che aspirano, capisci? Sì, sì, Ed ho capito. aspirano ed emanano positività. Se sei una persona negativa, chi sta di fronte a te viene colpita dalle tue negatività. Se sei una persona positiva, chi sta davanti a te non fa altro di ricevere positività e ti vede davanti agli occhi una persona molto simpatica. Ok, Quindi impari ad usare il tuo autocontrollo e di essere più positiva, perché la positività ti aiuta in questo percorso. va bene maestro, ok, sarò più positiva, quindi ci potrebbe stare la riuscita, diciamo. Ci sarà, non è che ci potrebbe stare, ci sarà, ma cerchi di essere più positiva. Va bene maestro, grazie tante. Arrivederci. Grazie, buon pomeriggio. Grazie, grazie, grazie. Ecco cosa vuol dire dare una spiegazione logica. Allora, gentilmente, tutti insieme fate tap, 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 portiamo a 10.000 qui il numerino dei cuoricini. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Vorrei chiederle una cosa, se possibile. Prego. Allora, io vorrei sapere se una persona che si chiama Mario, è del Leone, Sì. mi cercherà, mi farà qualcosa, diciamo, verso di me. Allora, Sono 6 mesi, diciamo, che non abbiamo rapporti. fammi capire, un tuo ex? Sì, un mio ex, però diciamo che siamo entrambi impegnati. Ah, ho capito, quindi diciamo che eravate amici. Ok, ho capito tutto. Io sono gemelli. Tu sei gemella, quanti anni tieni? Io ho 32 fra poco, lui 31. Che segno è lui? A Leone hai detto, Leone. Leone, sì. Pensi a lui, fermami quando vuoi, grazie. Fermo. Ok. Ma è un bel po' che non vi sentite. 6 mesi, no? Da novembre. Perché ti dico subito una cosa. Allora, il leone è una persona molto più materialista, capisci? Io ti dico un po' le caratteristiche del segno. È un carattere molto materialista, quindi ama solo portare la donna a letto e basta, finché dura, se poi si stufa, va oltre, capito? Va oltre. Questo l'abbiamo capito. mentre la gemellina per cambiare uomo è perché si è stufato della solita monotonia, della solita vita piatta e quindi ama sentirsi al centro dell'attenzione. Vero. È vero? Verissimo. Quindi che succede? Che è una persona che non tradisce perché deve andare via con l'uomo che ha incontrato, perché la famiglia è sacra per la gemellina. Sì. Però ha il suo modo di vivere e nessuno ti può condannare, nessuno. Io ti dico che questa persona la puoi dimenticare, questo leoncino, perché non tornerà indietro, perché ti ripeto, come ho detto già prima, ama volare da fiore in fiore. Sì. Capito? Meglio, io
diciamo che un tuo aiuto è meglio anche per me, perché è difficile se faccio tutto da sola. Se lui si avvicina è difficile per me poi Sì. stargli lontano. Perciò Quindi ti meglio. dico, non vedo che tornerà indietro questa persona, quindi mi dispiace. Va bene, no, grazie mille. Ti auguro una buona serata, ciao bella. Eccoci qua, allora. 345 630 81 72 è il numero per parlare con me. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, prego. Sono Francesco e vorrei sapere se ho trovato una compagna, se va bene. Da dove mi stai chiamando, Francesco? Dalla Germania. Dalla Germania. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Io sono 1971, 31-10, Scorpione, 50 anni, e lei è 1-6-84, gemelli. Fermami quando vuoi, pensando lei. Grazie. Stop. Ok. Allora, se vi fa piacere, tutti voi nuovi, mettete il seguo, perché è importante seguire questo profilo. Sì, è la persona ideale per te, solo che siccome esce fuori già da una storia precedente, un po' turbolente questa donna, ha bisogno un po' di più coccole, un po' più affetto, più sicurezza. Se riesci a dargli a trasmettergli questa sicurezza, questo amore, queste coccole, questa persona ti vorrà tanto, tanto, tanto bene. Ok? Ok, ti ringrazio. Arrivederci. Ok, arrivederci, buonasera. 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72 per le persone che vogliono comunicare con me. Pronto? Pronto, Marco Rio? Prego. In diretta? Sì, siamo in diretta, ma devi abbassare il volume del telefonino, se no sono costretto a staccare la live. Adesso mi sente? Sì. Volevo sapere, siccome che una condizione familiare che è un po' critica, volevo sapere l'evolversi, se c'è qualche miglioramento in vista o meno su questa situazione. Sicuramente. Mi dici... Possiamo vederlo? Sì, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Io ho 44 anni, segno cancro. Perfetto. Quindi la domanda è se migliora lo stato di fortuna economico, lavorativo e così via. Sì, questa cosa qua, sì. Fermami quando vuoi da questo momento in poi, grazie. Basta? Sì, basta così, sì. Allora, chi vuol chiedermi la veggenza, potete chiedermi anche sedute di veggenza, ciò vuol dire la veggenza senza usare le carte, usando solamente i poteri della mia mente, va bene? Allora, questo lo diciamo a tutti quelli che mi stanno seguendo. Vediamo un po'. Allora, nella tua famiglia vedo tanta malvagità dovuto da persone esterno che sono molto molto invidiosi e molto malvagi nei vostri riguardi. Vedo un progetto che vorresti vedere realizzato e questo progetto si realizzerà con successo non prima del mese di settembre, e vedo ancora un cammino fatto di fortuna solo ed esclusivamente da fine giugno in poi. Ok? Occhio, vedo una notizia da parte di una persona che dovrebbe comunicarti qualcosa di importante,
il suo nome può essere Luigi o Gigi, un qualcosa del genere, ed andrà tutto a tuo favore. Quindi devi rispettare questi tempi, questa tempistica che io ti ho detto. Va bene. Va bene? Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Allora, le linee ritornano libere. 345 630 8172. Non vedi i cuoricini però. Gentilmente tutti uniti portiamo 10.000 cuoricini se pensate che me lo merito. Se no, se non ve lo, la coscienza non ve lo dice, lasciate perdere, non è un problema, assolutamente. Non ci sono assolutamente problemi. Vi ricordo che io ricevo da vicino in provincia di Caserta e mi leggo a domicilio per le persone che mi vogliono incontrare da vicino. Mi occupo di consulenza di cartomanzia anche nel privato per coloro che vogliono parlare con me nel modo riservato per raccontarmi qualcosa di riservato. Mi occupo anche di legamenti d'amore e ritorni d'amore per le persone che vogliono legare a sé il proprio uomo, la propria donna, per far sì di non perderlo definitivamente. Magari lo vedete un po' cambiato, avete paura che vi possa lasciare per un'altra donna o per un altro uomo, allora mi potete contattare e parlare in privato come poter legare a voi il vostro innamorato o la vostra innamorata. Va bene? Allora, in questa live non si paga niente, è del tutto gratuito, non dovete fare nemmeno la donazione, perché io sono qui per dedicare ogni giorno un'oretta della mia vita a voi tutti, per quelle poche persone che riescono a capirlo, per tutti gli altri che amate scrivere nei commenti, perdere del tempo, farvi prendere per il culo da tanti cartari che io vedo su TikTok, persone che non stanno non per cielo e non per terra, che non sanno nemmeno come si aprono le carte. E allora fate con comodo, andate da queste persone, fatevi prendere in giro, fate quello che volete, però poi non venite a lamentarvi con me in privato perché vi mando a fanculo. Detto bello, 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 io sono chiaro, pulito e trasparente, perché tanti di voi mi chiamate, vi lamentate in privato, quello lì poi mi ha chiesto, quell'altro mi ha detto di mandargli dell'oro, quell'altro mi ha detto che devo fare questo. La colpa è vostra e mi fa piacere che ve lo fanno così, mi fa piacere perché lo volete voi. Non capite l'importanza e la serietà dei veri professionisti. Perdonatemi se ve lo dico in faccia, ma amo parlare in faccia. Non mi piace fare il liccaculo, come si dice a Napoli, non mi piace, no, sono me stesso, senza maschera, sono io, pulito, tranquillo. Allora, salutiamo sempre a tutti quelli che mi seguono da YouTube, 345 630 8172, per coloro che vogliono parlare con il sottoscritto. Allora, perché dico dovete mettere il seguo o se vi fa piacere di mettere il seguo? Mettendo il seguo a questo mio profilo, voi, quando io sarò di nuovo in live, vi arriverà la notifica che io sono di nuovo in diretta live. Poi, siccome io faccio parte di un gruppo di preghiera, di un'associazione, meglio dire, che si chiama Teofilantropia, andate a vedere fate la ricerca su Google, cosa vuol dire, cosa significa la parola teofilantropia. Credere nell'esistenza di Dio e nell'immortalità dell'anima. Ok? Quindi io faccio, diciamo, capo a questa associazione, sono il presidente
di questo gruppo, perché poi è un gruppo di preghiera che ogni sera alle ore 22 prega per le persone in difficoltà. Quindi tutti quelli che chiedono una preghiera gli verrà fatto, tutti coloro che fanno parte di questo profilo, che sono follower di questo profilo, verranno aiutati e protetti dal male. Dico sempre che pregare non ci vuole una licenza, pregare possono pregare tutti, non ci vuole una laurea, quindi pregare è una libera scelta. L'importante è farlo col cuore e con l'intensità. 345 630 81 72 per coloro che vogliono parlare con me. Vediamo. Allora, parliamo un po', rispondiamo prima. Pronto? Buonasera, posso fare una domanda? Prego, signore. Volevo sapere un poco di mio figlio Davide Sì, con la fidanzatina, se vanno avanti. sicuramente. Allora, mi dica, Davide, quanti anni tiene, che segno è? 22 è del Toro Sì. e la fidanzatina mi pare 19 ed è del Capricorno. Perfetto. Allora, mi fermi da questo momento in poi, quando lo desidera. Adesso. Benissimo. Allora, signora, per me andrà bene, però c'è qualcuno che non vuole questa accoppiata. Qualcuno adulto? Adulto, sì. Ho capito. Ok? Grazie. Prego, signora, arrivederci. Allora, 345 630 81 72. Tutti quelli che volete parlare con me basta telefonare a questo numero, solo telefonando, non abbiamo tempo da perdere con i commenti. Questo lo lasciamo fare a tutti gli altri che hanno tempo da perdere. Qui tempo da perdere non abbiamo, quindi chi vuole parlare con me solo telefonicamente. Allora, volevo spiegare, prima che poi è arrivata la telefonata, cosa è il malocchio, cosa sta a significare il malocchio e cosa comporta, quali sono i sintomi. Pronto? Pronto? Sì, prego. Allora, posso fare la domanda? Sicuramente. Allora, io vorrei sapere se questa persona è realmente interessata a me. Mhm, Ti dico il suo nome, Giorgio, mhm, nato il 20-12-94 mhm. e Giulia 26-12-96. Vediamo se è interessato a te. Allora, da questo momento fermami quando lo desideri, grazie. Ok, puoi fermarti? Perfetto.
Posso dirti che è interessato a te per la tua persona, Ok. per il tuo corpo, per il tuo spirito, ma non sentimentalmente. Capito? Sì. Quindi cosa vuol dire questo? Se ti vuoi spassare un po', vai avanti, se no, non è il caso. Ok, perfetto. Grazie mille. Arrivederci. Ciao. Io poi le cose cerco di farle capire con elasticità, con molta chiarezza, ragazze. Non amo girarci intorno, bla bla bla. Il bla 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 non serve a niente. Allora mettete il seguo e fate tap tap per portare il numerino dei cuoricini qui almeno a 10.000 come ogni giorno, va bene? Non vi costa niente fare un po', un minuto ta 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 sul monitor. Se poi vi stufate anche fare così, vuol dire che alla fine, ragazzi, vuol dire proprio che siete caduti proprio a terra, terra, terra. Non avete dignità. Grazie, grazie a chi lo sta a fa, grazie di cuore. E mettete il seguo, è importante, ragazzi, mettete il seguo perché più ne siamo e meglio è. Allora, il malocchio, vediamo se me lo fanno dire. Il malocchio non è altro che l'odio che uno ha nei confronti dell'altro. L'odio, la gelosia, la cattiveria porta alle negatività, quindi trasmette negatività alla persona che non la si può vedere. Queste negatività comportano un calo di fortuna e comportano a far andare tutto storto alla persona che la vittima, diciamo, che viene colpita dal malocchio. Perciò si dice a Napoli, c'è un detto che si dice o malocchio è peggio di scoppettate, proprio perché il malocchio quando viene, diciamo, colpito, quando colpisce la persona, quella persona comincia ad andare di tutto storto. Allora, come fare per togliere il malocchio? Tanti anni fa esistevano le vecchiette che con dell'olio nel piatto con l'acqua toglievano il malocchio. Oggi va a scomparire questa regola, allora c'è il programma di purificazione, quindi recarsi da uno come me, se è capace, e farsi togliere definitivamente il malocchio. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Flavia di Trento. Prego. E la sto seguendo, molto bravo, complimenti. Grazie signora, gentilissima. Senta, io ho una situazione veramente disperata e dir poco. Io sono 2 anni e mezzo che non vedo più mia figlia, ne so quello che fa, dov'è, non viene a trovarmi, non viene. Mi hai sposato? No, mia figlia, no, diciamo che il padre aveva un mio ex compagno, non eravamo sposati, aveva causato una situazione inverosimile in casa attraverso scelte sbagliate sue che non sto ad approfondire perché non mi interessano e non sono belle di sicuro. Io le chiedevo se mia figlia lo odiava, mi diceva buttalo fuori, non ce la faccio mamma, tutte queste cose qua. Sta di fatto lui attraverso soldi, conoscenze è riuscito a portarmela via nonostante fosse maggiorenne, questo lo devo dire. In poche parole io non so più niente, ho avuto il Covid, io sono stata malissima, mi scriveva mamma ti faccio la spesa, mamma così, mamma colà, in poche parole questa figlia non veniva mai, non viene mai, non neanche a compleanni miei, niente di niente, come se me l'avesse fatta sparire, cioè come se non l'avessi neanche messa al mondo. Io le chiedo, siccome lui è a questo punto, con tutto l'insieme delle cose, è una brutta persona, le chiedevo se mia figlia si sveglierà fuori, capirà che la sta usando
per pararsi, fra virgolette, essa cosa, non lo dico, davanti alla giustizia, davanti alla gente e via dicendo. Vediamo, signora. Allora, sua figlia... Guardi, sto morendo dal dolore, non ce la faccio più. Controlliamo cosa è successo. Allora, gentilmente mi deve dire lei quanti anni ha, che segno è? Io sono nata il 28 giugno del 61 e ho 60 anni, sono del cancro. Lui è nato il 10 giugno del 62, ha 59 anni, presto 60 comunque, e è dei gemelli. Alessia, il mio dolce amore, la mia vita, è nata il 4 ottobre del 2000, il giorno di San Francisco. Mi fermi quando lo desidera da questo momento in poi, signora. Alt, grazie. Prego, signora, un attimo solo. Allora, signora, sua figlia è plagiata da questa persona. Lo so. Sta usando sua figlia per fargli del male a lei, personalmente. A me e anche per la casa, perché è riuscito a portarmi via la casa, quando era a metà per ciascuno la casa, ma lo sa anche lei, la legge italiana, finché non sono indipendenti i figli hanno diritto ad avere la casa, insomma, avere un tetto, essere mantenuti. Allora, qui ci sta una situazione molto molto incarbugliata, signora, molto incarbugliata. Tribunale, sì, perché... ma lui sta usando la ragazza, la sta plagiando da scemonita. No, ma Alessia è una ragazza dolce, fragile. Sì, è colpa mia, l'ho messa io sotto una campana di vetro, era la mia vita, ecco, io vivo in un albergo, non dico altro. Signora Bella, sua figlia, nessuno sta a dire che è cattiva, assolutamente, sto a dire che essere troppo buoni non si riesce a capire chi ti vuole bene e chi ti vuole male. Però lei sa che sono l'unica che ha sempre corso per la sua salute, per ogni cosa sono stata io. Lo sa, suo padre l'ha abbandonata più volte, non riesco a capire se non si renda conto. Lo sa, e allora perché non si rende conto, signora, se lo sa? Perché continuano a plagiarla, continuano a parlargli su. Brava. Gli ha comprato persino la macchina. Ecco, perciò le dico, qua è andata a finire, come si usa dire, la carne di sotto e i maccheroni di sopra. Nel senso che lei è la cattiva. Capito? Sono talmente cattiva che sono riempita di pastiglie per stare in piedi con la salute. Perciò le dico, il dolore dentro. Allora, io vedo che qua c'è di mezzo la legge, e faccia fare il percorso che bisogna fare la legge, perché io qua vedo che sua figlia è come se ci avrebbe le bende davanti agli occhi, non riesce più a capire il bene e il male, capito? Me la sta rovinando perché lui è un narcisista, mi scusi, ma lo è. Perché parlando con un psicologo molto bravo, un luminare della psicologia e scrittore, e mi ha detto: guarda, i tratti sono quelli, lui è un narcisista, non gliene frega niente di nessuno, perché Alessia infatti la sta usando per la casa. La sta utilizzando, la sta plagiando. Quindi questo suo plagio, questo suo modo
ecco, comprarci la macchina, farle fare questo, quell'altro e così via, l'ha messo quasi contro di lei. Sono stato chiaro. Mi ha telefonato in 2 anni e mezzo una volta sola. Io sto sperando. Signora Lori, le posso dare un consiglio? Mi dica. Allora, i figli li si piangono quando sono morti. Sua figlia non è morta, è viva. La lasci fare il suo percorso di vita, poi un giorno, quando se ne accorgerà di avere una mamma, tranquillamente le darà spiegazioni o lei gli darà spiegazioni, perché diversamente non si può fare. Questa persona è una persona cattiva, lui, e la sta usando contro di lei per farla stare male, e lei sta facendo il loro gioco. Ma anche perché io ho parlato con i carabinieri, ho chiesto aiuto ai carabinieri. L'unica cosa, mi scusi, non capisco come mai con tutta la violenza che ho subito io da lui abbiano archiviato, cioè io non riesco a capire. Ma siamo in Italia, signor, lei è in Italia? Sì, e stiamo a posto, siamo in Italia. Cioè, cosa aspettano? Ma in Italia tutto è ammesso, signore. Cosa aspettano? Qua ci sono morti. Io vedo che ogni giorno muoiono delle persone che prima di morire hanno fatto centinaia di denunce e non l'ha la legge non l'ha pensato. Cosa vogliamo parlare? Ma di che vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare? No, guardi, sono delusa perché a me mi ha rotto un orecchio, mi ha rotto il dito di un piede, sono stata operata, lividi di qua, di là. Archiviano. Cioè Signora, le do un consiglio. Se lei aspetta la legge che la protegge, se lo può dimenticare. Si protegga lei stesso, si voglia bene a lei stesso, se ne freghi di sua... arrivi a bloccarlo, a far emergere che elemento è lui, che io non sapevo. In poche parole aveva una doppia vita, io non lo sapevo. Signora, allora, si godi gli anni che gli sono rimasti, perché la vita è breve per tutti. Si godi gli anni che gli sono rimasti, se ne frega di sua figlia, se ne frega di quest'uomo, si impara ad amarsi da sola. Questo è il consiglio che posso darle da uomo, da padre, da marito, da tutto. Non esiste una sola cosa, se stessi, e basta. Lo so, ma bisogna, cioè sono mamma, lei sarà anche papà sicuramente. Signora, sono papà che ha fatto un cuore di pietra. Ah, io non riesco. Io ci sono riuscito perché quando una persona, chiunque esse sia, un figlio, una moglie, chiunque esse sia, non impara ad amarvi, cosa vuol dire? Vuol dire poi essere fanatici? Io non sono fanatico. Ma mi scusi, il karma esiste? Perché Il karma esiste, come esiste? Ma perché mi chiedo cosa ho fatto di male, guarda, veramente. Ma questo lei non ha fatto niente di male. Il suo sbaglio è essere troppo buona, fidarsi troppo, è sbagliato. Senta, posso chiedere un'altra cosa, se è possibile? Io sono un insegnante, però a contratto part-time per via del Covid, sono 2 anni che faccio il tempo pieno, però io ho bisogno adesso come adesso del tempo pieno. Le chiedevo se vedeva che avevo quest'anno di nuovo, l'anno prossimo, cioè l'anno scolastico prossimo, di nuovo il tempo pieno, perché sto vivendo in una stanza di albergo. Vediamo subito, un attimo solo. Devo pagare avvocati, cioè io non lo so, guardi, veramente. Signora, lei si deve liberare un po' da tanti questi casini, mi stia a sentire, impara ad amarsi da sola, se ne freghi di quest'uomo, di sua figlia, se sono rose fioriranno, viva la vita è breve. Anche io non ci riesco. Mi fermi, devi imparare a riuscirci, mi ferma quando vuole, grazie.
niente, grazie. Ok. È andata giù la voce, è una cosa psicologica. Sì. Allora, vediamo un po'. Sì, ce la farà, signora, ce la farà ad avere tempo pieno. No, meno male, così posso stare tranquilla e qui economicamente. Volevo chiedere, lei riceve in privato anche? Ricevo in privato telefonicamente o da vicino? Da vicino siamo troppo lontani, io abito a Trento. Telefonicamente è possibile, il costo è 30 euro, bisogna fissare un appuntamento tramite WhatsApp, Sì. mi manda la richiesta, io le invio gli estremi di pagamento. Va bene? Va bene, la ringrazio di cuore. Arrivederci, signora. Prego. Grazie. Allora, salutiamo l'amica Letizia Milazzo che dice complimenti, grazie Letizia, gentilissima come sempre. Salutiamo a Massimo, ciao Massimo, buon pomeriggio pure a te. Allora, questo vuol dire avere anni di esperienza per poter dare una giusta definizione di un problema. Io cerco sempre di aiutare alle persone, sia attraverso validi consigli, sia attraverso la preghiera del mio gruppo di preghiera. Ecco perché dico mettete il seguo, perché è importante. Non sono uno qualsiasi, non sono uno che ha comprato il mazzo di carte per prendere i follower perché sto su TikTok, no. Io su TikTok ci sto solamente ed esclusivamente per dire al mio popolo che mi segue da 43 anni, ci sono ancora, sto qui, non vi dimenticate di me. Perché il Santone di Avella è un marchio, quindi è una garanzia. Sono un personaggio pubblico che negli anni avete imparato un po' ad amare in TV, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, Sky, Italia 1, Canale 5, insomma, ho fatto tutto il mondo televisivo, quindi non sono uno sprovveduto, non sono uno che si è alzato con la voglia di fare le carte perché sto su TikTok. No, amici miei, se volete capire chi sono io, andate su YouTube al mio canale che si chiama Il Santone di Avella e lì vedete i miei video di quando avevo 20 anni con le carte in mano. Oggi ce n'ho 63, li faccio il 30 di questo mese. Pronto? Maestro, buon pomeriggio, sono Letizia. Ciao Letizia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, complimenti, Io Grazie. la seguo tutti i pomeriggi. Grazie Letizia. Allora, maestro, io volevo sapere se era possibile, volevo sapere se si poteva fare in generale, se c'era un cambiamento. No, in generale li facciamo in privato perché ci vuole una mezz'oretta. Ok. Posso in pochi minuti, non posso fare un controllo generale, capito? Ok, allora facciamo se c'è un cambiamento, se c'è lavorativo. Sì, se ci sarà un cambiamento. Sì. Quanti anni tieni? Che segno sei? Allora, io sono segno di pesce e ho 48. Ok, da questo momento in poi fermami quando vuoi. Io dico sempre, voi tutti che mi seguite potete chiedermi anche la veggenza. Allora, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Ieri ho seguito una live di cartomanzia di un personaggio che conosco da anni e non ha cambiato niente. L'ho guardato per pochi minuti, io stavo prendendo l'esaurimento appresso a lui. Non so come fate a seguire voi tutti a seguire queste persone, come fate? Non lo so, io stavo prendendo l'esaurimento, guardando questa persona tutta schizzata, tutto...
Ma forse immagino. Oddio, io stavo andando al manicomio. Ma come Ma fate? forse lui porta al manicomio. Ma come fate a seguire questi personaggi? Come fate? Mamma mia, mamma mia. Io in 2 minuti stavo andando al manicomio. Oddio. La gente è impazzita, eh. Io non capisco la gente come fa a seguire questi personaggi, non lo so, boh. Non ho idea. Allora, vediamo un po'. Documenti, L'Angelo, progetto, sì. Ci sarà un cambiamento anche dovuto a una certa conoscenza e vedo l'angelo positivo che è certezza, quindi ci sarà questo cambiamento, questa evoluzione. Ma sarà più presto No, questo cambiamento, maestro? Questo dobbiamo parlare, secondo il mio parere, guardando un po' le carte come sono uscite, se ne parla dopo il mese di settembre. Ah, ho capito, perciò non c'è niente imminente. No, niente imminente. Ok, io prossimamente, maestro, volevo provare, parlare in privato. Poi Sì, come mando no, un messaggio su basta WhatsApp. mandare su WhatsApp una richiesta e io vi accontento a tutti. Ok, grazie, Ma maestro. in privato potete chiedermi quello che volete, non è che facciamo a domande, 10 domande, 5 domande. Ok. Grazie. Arrivederci, grazie. Addio. 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Allora, ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 15:30 alle 16:45 in live. Pronto? E attacchiamo, non ci sono problemi. Non vuoi parlare? Agganciamo subito. Diamo spazio agli altri. Per consulti in privato potete chiamarmi per appuntamenti. Pronto? Qualche problema psichico, sicuramente, perché non c'è modo di capire. Ripeto, in privato riservatamente dovete mandare un WhatsApp. Pronto? Sono Miriam. Miriam, non riuscivi a parlare, non ti usciva la parola. La linea, mi cadeva pure la linea. Dimmi, Miriam. Volevo sapere del mio matrimonio, se durerà. Da quanti anni sei sposata? Quasi 3 anni. Beh, così poco già ti preoccupi. Già stanno problemi. Mamma mia. Vedi. Quanti anni tieni, che segno sei? 32 anni, segno del cancro. E lui invece? 35 anni, leone. Hai passato guai. Il leone non è buono. Il leone è buono solo per il letto. È molto orgoglioso. Sì. Allora vediamo subito, dai, fermami quando vuoi. Sì. Stop. Allora, vediamo un po'. Carissima Miriam, per andare avanti questo matrimonio, devi imparare ad amare questo essere, perché non lo posso chiamare diversamente, perché è una persona che non sa cosa vuol dire
però deve abbassare il volume del telefonino, Miriam. Non sa cosa vuol dire? Amare, non sa cosa vuol dire la parola sentimenti. Tu hai bisogno di tante coccole, di tanto affetto, di tanto amore. Vero. Ma lui tutto questo, lui è solo un materialista, capito? Lui è nato per comandare. È vero, vuole sempre decidere lui su tutto. Amica mia, io sto qui per indovinare, non sto qui a vendere i carciofi. Quindi o impari ad amare questa persona come è, o lo mandi a quel paese e vivi la tua vita. Ho capito. Va bene. Ok? Grazie. Ti abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Questa è la verità. Allora, linea libera 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo. Ripeto, 345 630 81 72. Pronto? Ciao, sono Antonella. Ciao bella, dimmi. Se arriva l'amore. Sì. Che segno sei? Quanti anni tieni? 46, sono dei amici. E c'è un compagno? Separato. Quindi qual è la domanda che tu fai alle carte? Se c'è l'arrivo di una persona. Se incontrerai finalmente la persona ideale per te. Sì, infatti. Perfetto. Allora, da questo momento in poi, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Allora, io ti vedo una persona sentimentalmente chiusa, nel senso che hai perso la fiducia negli uomini e ci avrai anche le tue ragioni, per carità. Però se non ti liberi da questo blocco mentale, psicologico, non la puoi mai incontrare la persona adatta, la persona ideale, perché tu li vedi tutti uguali. È vero quello che sto a dire o sono bugie? No, è vero. Quindi prima ti liberi mentalmente e prima cominci a capire che non tutti sono uguali e prima tu incontrerai la persona giusta, perché non sei da buttare via, sei ancora una bella donna, non vedi il motivo perché non devi incontrare un'altra persona. Il motivo è l'unico, è quello che tu mentalmente, psicologicamente ti sei chiusa perché hai perso la fiducia negli uomini e quindi non credi più negli uomini. Qualsiasi uomo che tu vedi, lo vedi un essere dispregevole. Quindi come vuoi innamorarti di un'altra persona? Perché in effetti ho capito che sono arrivata a quel punto lì. Sì, sono arrivata a quel punto lì, lo so, ho capito che faccio fatica ad aprirmi e a fidarmi di nuovo. Vedi? Questo... Pronto? Sì, ti sto ascoltando. Quindi questo è quello che io vedo nella tua mente, nel tuo subconscio. Quindi come vedi non sono uno dei tanti cartari che vedete su TikTok, ma mi ritengo un professionista del settore. E quando vi dico una cosa ve la dico perché io la leggo, la vedo nelle carte. Quindi io ti dico che la tua vita non è finita ancora, non finisce qua, tu incontrerai la persona giusta,
ma ti devi liberare mentalmente, devi vivere la giornata come viene, vedrai che si presenterà la persona giusta, perché quando succedono queste cose, la colpa è anche un po' tua, perché tu nella tua vita sei stato molto disponibile, molto buona, molto aperta, quindi tutto questo ha fatto in modo di farne approfittare gli altri di te. Gliel'hai dato tu il modo. Sì, è vero. Tu gli hai dato questa possibilità. Quindi rientra in te, alzati e cammina. Va bene. Ok? Va bene, ti ringrazio. A disposizione. Ciao, bella. Ok, Ciao, ciao. ciao. Allora. Allora, forza, tap, 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 tap col dito sul monitor. Amici, se non fate tap, tap col dito, questo dito si spezza da solo, cade. Pronto? Pronto, buonasera, maestro Cleo. Sono io, buonasera. Qualcosa in famiglia vorrei sapere tra me e mio marito, Sì. che un periodo di tempo, noi siamo sposati da 31 anni, va bene, però diciamo ci siamo sempre amati come il primo giorno, non Sì. è troppo l'amore che voglio sapere, però ogni parola diciamo in casa fa sempre una tragedia, fa sempre, questo succede con gli anni che passano del matrimonio. Troppo tempo si diventa come fratello e sorella, ognuno vi ragiona. Ma però io volevo sapere, cioè quello che dico io non fa mai più niente bene. Lo so, ma sembra a te questo, ma è un fatto di abitué, è un fatto, lo dico sempre, quando passano troppi anni di matrimonio, se l'uno che l'altro non fa niente per alimentare un rapporto, la vita diventa piatta, quindi si diventa ogni giorno la stessa minestra, ogni giorno i stessi discorsi, ogni giorno vedo la mia lei sempre lo stesso davanti agli occhi. Ma poi è diventato anche un poco bugiardo, sì, mi nascondi le cose. Sì, questo io l'ho notato. Sì. Allora, ascoltami bene, questo è un consiglio che ti do perché, ripeto, su certe cose mi ritengo un saggio. Allora, tutto questo, credimi, succede, io l'ho detto spesse volte, succede perché nessuno di voi, né tu né lui, fa qualcosa per alimentare questo rapporto. Ad esempio, tra virgolette, per dire, dico una cazzata per dire, no? Se lui o tu, no, dice domani sera voglio fare l'amore in albergo, va? Con una bottiglia di champagne davanti. L'avete mai fatto? Mai. Ah, vedi? Mi ho detto uno delle tante, attenzione, perché è diventato talmente un'abitudine, no? Capisci a me? E fanno tutte cose, cioè, allora, ci sono tante cose per alimentare un rapporto di tanti anni. Bisogna riaccendere quelle belle sensazioni. Si possono ancora accendere, trovando il giusto modo di riaccenderlo. Ho capito. Quindi devi saper fare. Perdonami, tu sai che io parlo chiaro. Sì, lo so. Per tuo marito devi saper fare la buona moglie, la buona amante e la buona zoccola. Capisci? Per tuo marito. Certo, se riesci a raggiungere questo scopo, tu a tuo marito lo andrai a trasformare. Diventiamo come prima. No, è così. Mo chissà quanti di voi dicono, ma il maestro Cleo che sta a dire? Sto a dire la verità, guardatevi un attimo dentro. Dovete guardarvi un po' dentro di voi, guardatevi dentro
e vedete che trovate gli sbagli che non ve ne accorgete che li fate giorno per giorno. Li facciamo perché vediamo le persone molto cambiate. Ma il cambiamento è dovuto alle abitudini. Ho capito. Capito? Ad esempio, se tu ti vai a coricare tutte le sere che babbuccio per io pigiama che te la fino in canna, Ho capito. tutte le sere, ma che boh, ma sì, una sera ti vedo diversa e ti vedo con la vestaglia oppure con baby doll cuore. Allora io, mia moglie è ancora in perfetta forma, capisci cosa voglio dire? Dico uno delle tante, io ti dico una delle tante sciocchezze perché ne potrei parlare fino a domani. Perciò ti dico, quando vengono a mancare alcune situazioni, si diventa abitué. Infatti, non eravamo così. Sto sbagliando. No, se sto sbagliando devi dire Cleo, stai sbagliando. No, niente proprio. Però quello che sta proprio mancando un po', diciamo, in bestia è che è diventato molto molto bugiardo. Sì, questo è un difetto e non va bene. Questo Prima non era così. sì. Non tanto, prima proprio, la prima volta che l'ho conosciuta era così. Sì. Sono passato tutti gli anni e si è imparato. Comunque vedrai, allora segui i miei consigli che ti ho dato, mettili in atto e un giorno mi ringrazierai. Ok, va bene allora. Va bene? Va bene. Grazie mille, buonasera. Ti auguro una buona Grazie. serata, ciao, stammi bene. Grazie. Allora, questo è solo dei consigli che io do spassionatamente, perché poi, ragazzi, la vita non è quella che voi immaginate, la vita è tutto altro. Allora, Massimo che dice, ci indovina sempre, una parola e un consiglio che aiuta. Sì, Massimo. Bisogna dare ottimi consigli. Pronto? Abbassi il volume? Devi abbassare il volume del telefonino. Va bene così? Abbassi, pronto? Pronto? Dimmi. Buonasera. Buonasera. Io la chiamo per mio marito perché sembra che ha preso un po' una storta nel modo di carattere, di modo di fare e di testatura. Io non ce la faccio più. Ho fatto sempre la moglie come si deve e adesso non ce la faccio più perché ha preso una piega che non mi piace, è stato poco bene, stiamo aspettando ancora gli altri esiti, però in base a quello che mi avete detto voi non penso che sarà una cosa grave, perché l'altra volta mi avete, diciamo, tranquillizzata, però questo che viene a casa, prende il furto, non va più a lavorare, io vorrei sapere se lui ritorna con la vecchia ditta che stava, se lo riprende a lavorare, se fa un po' il marito come si deve. Vediamo un po', quanti anni c'ha, che segno è? Lui è Toro del 68. Fermami quando... Io non ce la faccio più, maestro Cleo, veramente. Fermami quando vuoi. Mi devi Fermo, okay. fermo, Okay. fermo. Sì. Fermo. Va bene. Fermo. Sì, ho capito, un attimo. Ma tuo marito c'ha qualche vizio di gioco, qualcosa del genere, amica mia? No, gioco no, però mi piace... C'ha qualche vizio, perché qua vedo un vizio, un qualcosa che riguarda o un gioco, o vizio di bere, o vizio di droga, c'ha un vizio. Sì, lui ama la musica, ama perché come già dici, gli piace la cosa tecnologica. Ma non allora il discorso che
lascia perdere questo. Il discorso è che tuo marito non dà reggiani di fatica, è diverso. Questo l'avevo capito pure io. Non dà reggiani di fatica. Tuo marito la fatica lo spara in fronte proprio, lo spara. E io che cosa posso fare? Che cosa puoi fare? Tu l'hai abituato male dall'inizio, cioè tuo marito ne sta approfittando della tua troppa buona volontà, della tua bontà. Perché sta creando scombini pure in famiglia, nella tua famiglia. Sta scombinando mezzo mondo, pure i familiari tuoi, ma tu che capo di... Sì, è vero. Io ti voglio aiutare una volta, ti voglio aiutare 2 volte, 3 volte, ma poi chi Sì, sta... è vero, confermo. Lo so che è vero. Dice chi sta a faticare, ma chi sta a faticare? Non ci va, non te ne geni. E quindi non ritorna a lavorare. Ma che da faticare? Come sono messa, mi separerò? Gioia mia, questo io ti do un consiglio di sederti a tavolino e di dare delle regole, di dire: senti, allora, o tu trovi fatica e torni a lavorare e porti avanti la famiglia unita, o se no divorziamo. Lui è molto duro quando parla con me. Lo so, come mi fa? Io meno male che ho tanti amici che mi danno forza, altrimenti... E allora pensi a te, vivi la tua vita, che ti devo dire? E tieni l'occhio aperto. Madonna, la faccia proprio più, dovete credere. Lo Va so, bene. ti ho dato il consiglio. Grazie allora e buonasera. Buonasera. Grazie, Prego, grazie prego. infinitamente. Che dobbiamo fare? Quando ci sono persone pazze, persone che ne approfittano delle mogli, è un manicomio. Allora, l'ultima telefonata, vediamo chi la fa e dopo ci salutiamo. Mi dispiace quando queste donne poverine vengono maltrattate. Non sapete quanto mi dispiace, veramente quanto mi dispiace. Allora, amici miei, chiudiamo qua. Se volete parlare con me nel privato, mandatemi la richiesta tramite WhatsApp e io vi invio gli estremi pagamenti. Il consulto in privato, il costo è 30 euro. Chi ha la possibilità, chi non può, mi dispiace, aspetta la live ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 15:30 alle 16:45. Tutto qua. Io ringrazio a tutti voi di YouTube che mi sopportate ed andiamo a salutare a Emma Scheri, Letizia Milazzo, Massimo, l'amico Francesco Magro, che non mancano mai all'appello su YouTube. Vi voglio un sacco di bene e che Dio vi benedica. Ciao a tutti su YouTube, andiamo a uscire dalla live.